un po' tutti venerdì in sala consiliare, al convegno sulla taglia minima delle vongole. C'era il sottosegretario della pesca Giuseppe Castiglione, il senatore Mario Della Toro, entrambi sono dell'NCD, la consigliera regionale Erika Valdì, 5 Stelle, qualche politico locale, i rappresentanti delle associazioni di pesca, non stiamo qui a elencarli tutti per sintesi, compreso comunque il notissimo MEDAC, Mediterranean Advisor Council. C'era soprattutto una settantina di vongolari provenienti da Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. C'era soprattutto il professor Corrado Piccinetti, biologo e ricercatore dell'Università di Bologna, che ha illustrato una ricerca condotta da 5 università sotto il suo coordinamento, che ha concluso quello che i pescatori sostengono da tempo. Si possono pescare vongole un po' più piccole, fino a 22 mm invece che 25, senza danneggiare la specie e le sue capacità di sopravvivenza. E questo perché le vongole da 22 mm si pescano già ora, visto che gli attrezzi, i vagli, trattengono una fascia di taglie dai 22 ai 28 mm per motivi puramente meccanici assolutamente irrisolvibili. La differenza sarebbe che mentre adesso le vongole più piccole non possono essere commercializzate e se ne scappa anche solo una nel carico, arrivano multe e processi sia al pescatore che al trasportatore che al commerciante che le vende, con la nuova taglia minima tutta questa strafila di sanzioni avrebbe fine e tutti lavorerebbero più tranquilli. Non occorre cambiare attrezzi, non occorre cambiare regole di pesca, basta cambiare un numero in un testo di legge. E le vongole sopravviveranno come specie? Sicuramente sì, dice la ricerca di Piccinetti, perché la capacità riproduttiva della specie dipende da molti fattori, compresa la taglia, ma la normale distribuzione demografica di questi banchi di molluschi comprende individui di tutte le taglie, per cui quelli più grossi e maturi producono seme che aiuta la riproduzione anche di quelli più piccoli e in crescita. Tutto sta a non distruggere completamente i banchi, ovviamente. Insomma, quello che i vongolari dicono da tempo lo hanno fatto anche con le note manifestazioni nelle capitanerie di porto nei tempi recenti. Viene convalidato dal punto di vista scientifico e tra poco potrà essere presentato all'Unione Europea per ottenere l'auspicata revisione della norma. I politici si sono tutti appuntati qualche medaglia per il risultato, ma la verità, ci sembra, è che è tutto merito dei pescatori che si sono sbattuti parecchio per attirare l'attenzione delle istituzioni.